Felice Cavallaro, parliamo di questa iniziativa, una sua intervista, un corner qui oggi installato presso la Chiesa di San Pietro, dedicato ai 100 anni di Camilleri, un'iniziativa che interesserà anche altri comuni della provincia. È il primo di tanti corner multimediali che la Strada degli Scrittori, in sintonia con il progetto Le Piazze della Capitale di Agrigento Fondazione Capitale 2025, realizza per aiutare i viaggiatori, le scolaresche, i singoli turisti a capire dove siamo. Si arriva ad Agrigento e ovviamente uno viene perché ci sono i templi, c'è la Scala dei Turchi, ma ci sono tante altre cose da scoprire, e per farlo ci affidiamo a 10 minuti di un racconto targato Andrea Camilleri. È proprio lui, il grande narratore di Vigata, il papà del commissario Montalbano, a guidarci per dirci dove siamo, a spiegarci che attorno alla Valle dei Templi ci sono delle piazze letterarie immaginarie, ma non troppo. La Regalpetra di Sciascia Racalmuto, la Vigata di Porto Empedocle, quindi di Camilleri a Porto Empedocle, ma c'è anche la Donna Fugata, che è Palma di Montechiaro e Santa Margherita Belice insieme al Gattopardo, e poi le piazze di Favara con Russello, con Caltanissetta, con Rosso di San Secondo e così via. Ecco, questo racconto serve per far capire che vale la pena fare un grande viaggio ad Agrigento e dintorni fino a Caltanissetta, ma anche Sambuca di Sicilia o Santa Margherita Belice o Sciacca, per scoprire gli autori del Novecento che hanno segnato un po' la storia della letteratura italiana e a volte potremmo anche dire mondiale, soprattutto con Pirandello. Il primo corner si installa ad Agrigento, nella Girgente di Pirandello, guarda un po' proprio di fronte alla casa in cui Luigi Pirandello abitò da giovane. Siamo nel cuore a due passi da Via Atenea, nel cuore della città vecchia, nella chiesa di San Pietro, che la diocesi di Agrigento ha trasformato in un polo culturale. Ecco, noi questa sintonia, che è già forte avviata con la Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, si rafforza in un rapporto che resterà a lungo con la diocesi di Agrigento. Resterà a lungo perché vogliamo, come Strada degli Scrittori, che questo anno un po' travagliato, claudicante di Agrigento 2025 prosegua, lasciando qualcosa che porti il turista a innamorarsi dei luoghi e degli autori che si sono ispirati o sono nati da queste parti. Abbiamo celebrato i 100 anni di Camilleri sia con un convegno sia con 2 serate a tema, e poi diciamo questo della installazione dei corner, sempre voluta dalla Strada degli Scrittori e condivisa chiaramente dalla Fondazione che poi ha finanziato il progetto, è un aspetto importante perché è legato ai luoghi appunto degli scrittori importanti, quindi Agrigento, la Porta Empedocle proprio di Camilleri, Agrigento di Pirandello, Porto Empedocle di Camilleri, poi Caltanissetta di Rosso di San Secondo, e quindi è un modo ancora per far apprezzare ancora di più questo territorio anche nella sua diciamo dimensione, potremmo dire, degli scrittori, dei poeti che sono tutti vissuti in questo quadrato, potremmo dire in questo spazio anche di così breve di chilometri, cioè che sono nati questi così grandi scrittori ancora punto di riferimento. Ricordiamo sempre Pirandello premio Nobel, e quindi Sciascia, ecco la Regalpetra di Sciascia come si dice col termine originario, quindi è una cosa molto importante dare l'opportunità anche per il viaggiatore che poi verrà ad Agrigento e in tutto questo territorio legato da questa strada degli scrittori a poter ancora di più apprezzare queste personalità veramente merite importanti che tanto hanno reso a questo territorio, lo hanno descritto, lo hanno amato e lo hanno reso anche celebre. Quale sarà il futuro nel 2026 della Fondazione? E questo si deciderà, sarà poi oggetto di apposita valutazione. Beh, il bilancio è stata una grande fatica, come io ho sempre detto, abbiamo lavorato tanto, però abbiamo portato
diciamo il risultato finale, che era quello di concludere tutti i 44 progetti del dossier, che come voi sapete hanno subito degli slittamenti temporali, ma era importante che tutti venissero realizzati secondo quello che era stato diciamo, il programma approvato anche dal Ministero della Cultura e che aveva fruttato appunto ad Agrigento il titolo appunto di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Per noi era stata una questione molto importante di principio, un grande impegno che ci ha consentito di arrivare a questo risultato per noi molto importante. Soddisfatta? Sicuramente, per quanto abbiamo lottato e faticato, sono soddisfatta, perché non era affatto scontato. Voi sapete che io sono arrivata e non avevo nulla, la sede, non avevo il personale e peraltro i progetti erano idee progettuali, quindi da concretizzare e mettere diciamo, in cantiere per poi renderli proprio fruibili e realizzabili. Voi sapete che i progetti spesso sono stati anche diciamo, elaborati sulla base di residenze che hanno fatto gli artisti in questo territorio, ma anche a Lampedusa e nei territori che li vedevano appunto protagonisti. Quindi erano progetti che hanno richiesto parecchio impegno sia da parte nostra sia da parte degli stessi artisti che poi li hanno messi in campo. Quindi diciamo soddisfatta seppure molto stanca.